Sant'Anna se ne va, ma non ditelo a San Bassiano. Questo gioco di parole fotografa alla perfezione quel che è accaduto nella vicenda della cessione del dipinto di Jacopo da Ponte alle gallerie dell'Accademia. Ma per capirlo bene è necessario dare un'occhiata al calendario. Posto che già nell'ottobre del 2019 la direttrice artistica dei musei bassanesi Chiara Casarin era stata informata della volontà delle gallerie di riprendersi la pala di Sant'Anna e che poco dopo il sindaco aveva ricevuto una comunicazione sull'argomento, spicca in questa faccenda la data del 9 gennaio 2020. Ecco il timbro del protocollo del comune che conferma la richiesta della pala da parte del direttore delle gallerie Giulio Manieri Elia. Il 27 dello stesso mese la Casarin conferma che la richiesta è accolta, cedendo di fatto Sant'Anna ai veneziani. Fra queste due date spicca nel calendario bassanese l'appuntamento più importante dell'anno per il museo e la città. Sì, il San Bassiano. Il 19 gennaio si svolge il primo San Bassiano di Elena Pavan, ma né il sindaco né la direttrice artistica dei musei hanno speso una parola per annunciare la cessione della pala. Poteva essere l'occasione migliore per coinvolgere la città in questa delicata trattativa, ma non lo è stata e del ratto di Sant'Anna si è saputo solo molto più tardi. E omettere, a volte, fa più male che mentire. In questo assurdo gioco di cose non dette sarebbe bastato dire quel che c'era da dire. Invece il sindaco Elena Pavan ha lasciato il volante alla direttrice artistica. Ma il volante di una macchina importante e delicata quale è Bassano del Grappa deve tenerlo sempre ben saldo il pilota, altrimenti il rischio di andare a sbattere è altissimo. Se proprio vuol cedere la guida, almeno Pavan fermi la macchina e rimetta le chiavi nelle mani dei bassanesi.